Come vedete siamo in un filare di un frutteto di mele, queste sono mele gala, siamo a 2 passi dal mare tra Caorle e Bibbione, vi parleremo di questo, questa è la zona che batteremo questa settimana, poi andremo però a vedere le grotte di Oliero, però come sempre parchi e consumatori, sigla per Tiraterra di questa settimana. Anche qui allora abbiamo detto di essere tra Caorle e Bibbione, questa è un'area che si chiama Brussa sostanzialmente, in fondo c'è anche l'isola di Valle Vecchia dove c'è una belle coltivazioni ma soprattutto natura e agricoltura. Con noi qui è Stefano Musola che col fratello Adriano che sta guidando in questo momento il trattore ci sta portando in questa realtà, una realtà che ha una storia interessante perché qua siamo in zona di bonifica. Sì, nella zona di bonifica è stato il nonno praticamente negli anni 30 a bonificare la terra, dopo c'è mio papà e io sono succeduto a mio papà. 10 anni fa abbiamo preso la strada di piantare le mele, e abbiamo iniziato con pochi ettari e dopo pian piano siamo arrivati a creare un'azienda di 26 ettari. In zone che non ci sono molte aziende che fanno mele, però si è visto che è una zona che è quotata per la frutta, per la mela, perché ha un grosso sbalzo termico essendo vicino al mare e questo porta a colorare la mela e dunque creare una qualità, una frutta di qualità. E quante persone lavorano qui con voi? Una quarantina di persone. Tutti extracomunitari? No, abbiamo la fortuna di avere un paese qui vicino e dunque abbiamo la maggior parte pensionati e giovani studenti che vengono a fare la raccolta. Ecco, però qua siamo come dentro una serra, non è una serra, qui sopra ci sono delle reti, queste reti sono state finanziate dal programma di sviluppo rurale, sono importanti perché? Beh, diciamo sono molto importanti perché ultimamente poi la grandine si fa vedere frequentemente e dunque avere le reti ci ha salvato perché la mela è molto delicata, basta anche una piccola grandinata, il difetto c'è e dopo la qualità non c'è. Il commerciante quando chiede roba di qualità. Abbiamo fatto la domanda di finanziamento con la Regione Veneto e ci è andata bene, e sono stati molto puntuali con i pagamenti, noi diciamo che siamo molto contenti. Lo trovo uno strumento indispensabile per l'agricoltore che investe e che crea i suoi business plan per rientrare, nei rientri sono più veloci e quindi ti permettono di passare praticamente alla fase critica dei primi anni dove i costi sono alti. E specialmente poi per una stagione come questa molto piovosa, molto umida, molta grandine, loro sono stati bravi, la misura è la 121 ammodernamento. Adesso noi ci fermiamo, l'agenda PSR e poi andiamo a Marghera con Claudio De Stefani a parlare dei problemi dei consumatori. Rendere più competitivo il comparto agroalimentare veneto è uno dei temi strategici del PSR 2014-2020. La Regione del Veneto prevede 132 milioni. Sono oltre 58.000 le domande di aiuto per lo sviluppo rurale finanziate con l'attuale PSR 2007-2013. Tutti i numeri su www.piave.veneto.it. Avanza la spesa liquidata dal PSR, con il Veneto al quarto posto in Italia sopra la media nazionale. I dati sono disponibili su reterurale.it. Eccoci giunti a questo punto della nostra trasmissione, allo spazio dedicato ai nostri utenti, quelli che poi devono fare degli acquisti, i cosiddetti consumatori, però ahimè talvolta cadono in pericolosi tranelli. Io sono quest'oggi all'interno dell'Ufficio delle Dogane di Venezia e faccio la conoscenza con la dottoressa Nicoletta Retico, che è capo area informazione utenti. Dottoressa, mi verrebbe da dire quanta bella roba! Direi proprio di no, può sembrare bella ma in realtà sono campioni di merce contraffatta sequestrati al porto di Venezia in questi ultimi periodi. Merce che proviene un po' da tutto il mondo, soprattutto dall'est, dal Medio Oriente, ma potremmo definire questo fenomeno proprio contraffazione senza frontiere. Non solo marchi e loghi conosciuti, ormai la contraffazione è ovunque. La contraffazione è ovunque ci sia un profitto per le attività criminali che ci sono dietro, quindi abbiamo
qualsiasi tipo di prodotto. Qui abbiamo appunto messo solo dei campioni, ma abbiamo parti di ricambio di auto, di aerei, materiali da costruzione, medicinali, prodotti che appunto non solo danneggiano le aziende, ma sono pericolosi e dannosi per la salute dei cittadini e per la sicurezza. È il caso di dirlo, perché io acquisto una maglietta, faccio un affare, ma in realtà che cosa mi metto addosso? Non lo so. Non si sa, perché sono prodotti fatti senza nessun investimento in ricerca e sviluppo, senza nessun investimento nella qualità dei prodotti. Si può andare da una semplice dermatite o allergia, che capita molto spesso, a problemi molto più gravi, soprattutto quando si tratta di alimenti o di medicinali contraffatti. L'infiltrazione è un po' ovunque. Che cosa potete fare, che cosa fate, che cosa farete? L'attività delle dogane si svolge sotto vari ambiti. Facciamo un'attività di sensibilizzazione. Un progetto che mi piace far conoscere è quello rivolto ai giovani. È stato creato un portale che si chiama Falsobook sul sito dell'Agenzia delle Dogane, con una struttura simile ai moderni social network, proprio per avvicinare i giovani e far capire i rischi di un acquisto di un bene contraffatto. Noi ci fermiamo, la linea passa a Mimmo Vita e quando ci ritroveremo volteremo pagina, perché vi porterò a scoprire le bellezze del nostro Veneto. E ci siamo spostati in provincia di Vicenza, qua lungo la Valsugana, passato Bassano, per andare a Trento si trova Stagna, sulla sinistra del fiume Oliero, e noi siamo proprio nelle grotte di Oliero, come vedete, queste grotte che sono molto importanti, ma ci spiega tutto il direttore dei musei qui della grotta di Oliero. Sì, questo è il dotto collettore principale del sistema carsico dell'Altopiano di Asiago, quindi ha dei volumi d'acqua da gestire molto importanti, e anche tutto il sistema carsico di grotte che c'è alle spalle è assolutamente straordinario. Questa dove ci troviamo adesso è la sala della colata, che è una delle parti visitabili più spettacolari, ma tutto quello che sta alle spalle in parte è ancora inesplorato ed è assolutamente di grande pregio geologico, naturalistico e ambientale. Sarebbe bello dire molte cose, però ecco, diciamo che qui ci sono questi due musei, uno appunto sullo sviluppo e l'evoluzione delle grotte, un altro sulle cartiere qua, che erano importanti. Sì, difatti tutta l'acqua che esce da questo sistema carsico veniva utilizzata in tempi antichi proprio per far andare i meccanismi di molti opifici. Quello che è importante è che qui vengono più di 30.000 persone, allora cosa ha pensato il Comune? Il Comune dice: ma qua bisogna un po' sistemare, dove vado a prendere i soldi? C'era il PSR, che cosa avete chiesto? Noi abbiamo chiesto, in particolare in questo caso, un contributo per l'allestimento del Museo della Carta e della Speleologia. Ci sono stati assegnati circa 100.000 euro su un importo di circa 190.000 euro e abbiamo fatto appunto gli interventi di ultimazione degli impianti e di allestimento scientifico e l'allestimento vero e proprio, con l'acquisto di attrezzature, macchinari e l'approntamento di tutto quello che riguarda il museo. Però il territorio qui è bellissimo, quindi c'erano anche dei sentieri da sistemare, da mettere a posto, da costruire. Sì, in particolare abbiamo un'area terrazzata che è stata individuata dalla Regione nell'ambito delle aree terrazzate delle Alpi. La Regione Veneto ha individuato l'area di Valstagna, in particolare Contrada Mattietti, e a noi serviva una strada per arrivare a raggiungere questa contrada, a fare gli interventi di sistemazione dei terrazzamenti e dei fabbricati, e abbiamo ottenuto un finanziamento sempre col piano sviluppo rurale per realizzare l'ultimo tronco della strada pastorale col Mezzorigo Mattietti. Complimenti, vedete quanto bello è il Veneto e anche che bella mano ha dato il PSR qui. Grazie a voi e adesso continuiamo, linea a Claudio De Stefani. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qua per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Guardate dove vi porto con le immagini. Siamo esattamente nella laguna nord della provincia di Venezia, tra Burano e Jesolo. Qui c'è Valle Grassabò. Per conoscerla meglio e per saperne di più ho chiamato il biologo Mauro Doimi, che questa zona la conosce praticamente meglio di casa sua. È così, Mauro? Insomma, quasi. Ecco. Raccontaci di questa bellezza naturale. Sì, veramente, sono ambienti unici in tutto il mondo e tutto il mondo ci invidia. Sono all'interno appunto della Laguna Veneta, che già questo è un nome, e sono delle zone barenose chiuse all'interno delle osi, all'interno della Laguna Veneta,
dove l'uomo dal 500 provvede a un allevamento del pesce in determinate maniere molto molto tradizionali e caratteristiche. Però questa zona ha una particolarità. Eh sì, allora, specialmente questa è sotto il regime biologico. Cioè, cosa vuol dire? Che l'allevamento del pesce produce appunto un prodotto che è certificato biologico. Dunque vuol dire che segue tutta una serie di normative della Comunità Europea ed è un prodotto di qualità superiore, più controllato, non mangia mangime, è una valle da 1000 ettari, non possiamo dare un mangime, per cui il pesce mangia quello che trova, non possiamo dare antibiotici per esempio, cioè come si fa su 1000 ettari? Ecco, questo dà tutta una garanzia al consumatore e il consumatore può verificarlo tramite proprio l'etichetta del biologico, cioè appunto il marchio del prodotto biologico. Tu mi stai dicendo che poi quello che viene coltivato qui viene immesso nel commercio, ma appunto avrà questo bollino, questo marchio che lo contraddistinguerà. Esatto, che è il marchio quello classico del prodotto biologico, che è la fogliolina con le stelline eccetera. Che stiamo vedendo adesso. Mauro, io ti ringrazio, bellissima esperienza quest'oggi. Posso approfittare del nostro amico Renato per conoscerla praticamente quasi tutta quest'area. Venitela a conoscere anche voi. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il nostro programma, saluto naturalmente anche Mimmo Vita che l'ha condotto con me e vi aspetto per le prossime puntate di Tira Terra. Arrivederci.